Rapallo ha reso omaggio a chi si è speso per la città e per il Golfo la notte della mareggiata e nei mesi a seguire, annunciata la richiesta di un riconoscimento a livello nazionale. Quasi tutte le attività liguri colpite dalla mareggiata sono riuscite a ripartire. A dirlo Confesercenti, il report è positivo soprattutto nel Tigullio. In molti casi sono state utilizzate forze proprie. È lo spirito il protagonista della missione, lo ha ricordato il Papa in udienza commentando un brano degli Atti degli Apostoli, al termine della catechesi la preghiera per il popolo iracheno. 14 comunità insieme per iniziare l'anno pastorale in Valle Sturla, giornata interparrocchiale a Belpiano. Sono invitati tutti i fedeli di Mezzanico e Borzonasca per consolidare il cammino di comunione. La Notte dei Santi è animata dai ragazzi della Pastorale Giovanile di Modena. La proposta è rivolta a tutti i giovani della diocesi. Domani sera animazione e preghiera nelle due baie di Sestri Levante. Torna la vittoria alla Virtus Entella, al Comunale davanti a 1800 spettatori, un gol di Poli sigla la vittoria con il Cosenza e regala 3 punti ai biancocelesti che salgono al 10° posto in classifica. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio oggi. In apertura andiamo a Rapallo ad un anno dall'evento calamitoso che provocò la distruzione di gran parte del lungomare. La città di Rapallo ha voluto tributare un omaggio a tutti coloro che si adoperarono proprio nelle prime ore per prestare soccorso e poi anche nella fase successiva della ricostruzione. Lo ha fatto con una serata all'Auditorium delle Clarisse, nel corso della quale sono stati consegnati diversi riconoscimenti. È stata ripercorsa la cronaca di quella notte anche attraverso un filmato prodotto per l'occasione. Vediamo. Si ricorda la prima telefonata? Assolutamente, erano le 16:40, è un orario che rimane impresso nella mia memoria perché mi viene indicato la caduta della diga e di là parte tutta una giornata, partono mesi di lavoro intenso insieme a questi ragazzi che sono diventati poi Simone, Giuseppe. 30 ottobre ci siamo imboccati le maniche affinché la città ritornasse alla sua normalità. Le problematiche maggiori sono state capire che tipo di intervento c'era da fare, perché inizialmente non si sapeva bene come si poteva portare a termine questo intervento, perché andare in mare con quelle condizioni lì senza l'ausilio di una barca appresso, abbiamo preso un gommone di fortuna, siamo partiti e è andata bene così. E quando ho ricevuto la chiamata del collega Orlando abbiamo subito attivato tutti i canali ufficiali per poter allestire quella che poi si è rivelata una squadra di intervento con tutte le forze dell'ordine e di polizia molto efficace. Fa piacere una serata come questa? Fa piacere perché fa sentire orgogliosi di essere servitori dello Stato e soprattutto fa sentire orgogliosi di avere degli amici e dei colleghi che nel momento di bisogno non ti lasciano soli e soprattutto il cittadino non si deve mai sentire solo perché lo Stato quando c'è risponde bene, tutti insieme rispondiamo sempre bene all'appello. E oltre a non essere abituati a stare qui sul palco, forse l'emozione più forte era proprio ricordare e rivedere quei luoghi e quelle serate. Io ricordo proprio nelle fasi della notte c'erano molti ristoratori sul lungomare che si preoccupavano se noi avevamo tutto il necessario, se dovevamo bere qualcosa, c'erano proprio vicini loro nonostante avessero avuto tutto distrutto e successivamente abbiamo visto dalle persone più giovani e meno giovani ma tutte darsi da fare, veramente pensare al bene comune e forse è la cosa che mi ha fatto capire che il nostro lavoro è il più bello del mondo perché è proprio supportato da tante persone. La cosa che rimarrà sempre almeno nel cuore è questo appunto di questa unione con tutti i nostri colleghi che ci siamo conosciuti molto bene, abbiamo conosciuto innanzitutto anche gli uomini che stanno dentro alle divise. Nel corso della cerimonia di premiazione il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha annunciato di aver richiesto anche un riconoscimento nazionale per coloro che si sono spesi quella notte. Si è visto un gioco di squadra questa sera? Io ho sempre puntato sulla squadra, sempre sulla mia squadra e sul Tigullio. Una risposta straordinaria dopo un anno, dopo solamente un anno di avere una città, un golfo, parlo per Santa Margherita, per Portofino, completamente riqualificato al 90%.
per degli enti pubblici è molto difficile. Pensate che un sindaco tradizionale normale per rifare un marciapiede ci mette 1 anno e mezzo di autorizzazioni per capire quello che abbiamo fatto, non perché avevamo dei super sindaci, ma solamente perché, come diceva lei, ha funzionato la squadra, ha funzionato il team, ha funzionato la Regione Liguria, una forte determinazione e l'affetto che è un ingrediente che ti dà veramente quella forza di andare avanti. La Rapallo mi è stata vicina proprio con l'amicizia, non c'entrava la politica, non ci interessava niente, ci interessava solamente riuscire a ripartire senza polemiche, e con tutti i cittadini vicini ce l'abbiamo fatta. E proprio questa sera mi telefonava una persona che era di quelle un pochino più pessimiste, che mi diceva ho perso tutto, mi dice non mi sembra vero, ma siamo ritornati alla normalità. Stasera mi sembra un giusto riconoscimento alle forze dell'ordine, ai volontari, ai dipendenti, insomma c'è stato un grazie veramente grande. C'è stato un grazie grande con una richiesta da parte mia per un'onorificenza dal punto di vista nazionale, se ne occuperanno i nostri onorevoli di riferimento e non solo, me ne occuperò io anch'io personalmente perché io ero lì, io li ho visti lavorare, quindi volevo dare quel contributo alle persone veramente attive quella notte. Quella notte c'era il sindaco, c'era il maresciallo, c'erano queste persone che magari sono state anche loro frutto di un grossissimo contributo e magari, chi lo sa, potrebbero essere state loro a aver salvato la vita della gente. E rimaniamo in tema con una buona notizia che arriva da Confesercenti. La maggior parte degli operatori colpiti dalle mareggiata sono riusciti a ripartire con la propria attività. Ne ha parlato questa mattina il coordinatore del Tigullio Enrico Castagnone a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Confesercenti a Sestri Levante. Sentiamo. Ad un anno dalla mareggiata, qual è il report di Confesercenti per quanto riguarda le imprese che sono state colpite dall'evento? Diciamo chiaramente che più che il report di Confesercenti è un report a livello regionale. Diciamo che sono stati stanziati da parte dello Stato qualcosa come 102 milioni di euro per i danni della mareggiata in tutto il territorio ligure, dei quali 73 milioni e spiccioli sono destinati alle piccole e medie imprese, balneari e liberi professionisti, quindi questo è già un vantaggio. La cosa che devo dire e che è importante è che tutti, indipendentemente dalle categorie di appartenenza che comunque in questo caso si sono adoperate insieme per poter far avere risarcimenti, modelli AE, tutto quanto, tutti gli operatori del settore si sono ripresi completamente e hanno ripreso l'attività, quindi a distanza di un anno, con le proprie forze, con mutui personali, con prestiti, con finanziamenti fatti sulle proprie gambe, sono riusciti a rialzarsi e la stagione è ripartita. Un ringraziamento particolare va al fatto che siano stati tolti i canoni demaniali per gli stabilimenti balneari fino a 5 anni, quindi questo ha dato una grossa mano perché sicuramente pur essendosi autotassati per riaprire l'attività, avendo questo onere in meno da pagare sicuramente è stato un vantaggio grosso. Comunque questi soldi sono arrivati adesso con tutte chiaramente le lungaggini burocratiche del nostro bel paese, riusciranno comunque a avere chi ha fatto domanda nei tempi giusti e nei modi, e sono quasi tutti, riuscirà a avere il suo risarcimento. Ora apriamo la pagina ecclesiale con la consueta udienza del mercoledì tenuta da Papa Francesco. Il Papa ha proseguito il ciclo di riflessioni dedicate agli Atti degli Apostoli, in particolare si è soffermato sul brano che racconta l'arrivo di Paolo e Sila in Macedonia. In questo modo la catechesi è stata incentrata sulle prime fasi dell'evangelizzazione dell'Europa. Leggendo gli Atti degli Apostoli, ha detto Francesco, si vede come lo Spirito Santo è protagonista della missione della Chiesa. È lui che guida il cammino degli evangelizzatori mostrando loro la via da seguire. Dall'inizio, ha poi detto il Papa, da Pentecoste in poi, è lui il protagonista della missione, ci porta avanti, ci vuole fedele alla vocazione che lo Spirito ci muove a fare per portare il Vangelo. Nei saluti finali rivolti ai pellegrini polacchi, Francesco ha ricordato l'imminenza della solennità di tutti i santi, ricordando in particolare San Giovanni Paolo II. Francesco ha ricordato in questi giorni di volgere lo sguardo al cielo, meta del nostro pellegrinaggio terreno. Là ci attende la festosa comunità dei santi. Quindi il Papa ha pregato per l'Iraq, scosso nelle ultime settimane da manifestazioni di protesta contro la corruzione, la disoccupazione, con morti e feriti. Sentiamo questo passaggio dell'intervento di Papa Francesco. Mentre esprimo cordoglio per le vittime e vicinanza alle loro famiglie e ai feriti,
Invito le autorità a ascoltare il grido della popolazione che chiede una vita degna e tranquilla. Esorto tutti gli iracheni, con il sostegno della comunità internazionale, a percorrere la via del dialogo e della riconciliazione e a cercare le giuste soluzioni alle sfide e ai problemi del Paese. Prego affinché quel popolo martoriato possa trovare pace e stabilità dopo tanti anni di guerra e di violenza, dove ha sofferto tanto. Veniamo ora in diocesi. Le comunità della Valle Sturla hanno iniziato l'anno pastorale insieme con una giornata di convivenza ed un momento di dialogo sul tema dell'essere parte della parrocchia. Un modo per iniziare l'anno che ha coinvolto tutte le realtà dell'ambito di Mezzaniche e Borzonasca. Al termine della proposta di Monsignor Mario Rollando c'è stato spazio per la presentazione delle attività delle parrocchie e dei progetti per quest'anno. La moltitudine dei fedeli era un cuor solo e un'anima sola. È scaturita dalla citazione degli Atti degli Apostoli la riflessione che Monsignor Mario Rollando ha proposto ai fedeli delle parrocchie della Valle Sturla riuniti a Belpiano per iniziare insieme l'anno pastorale. Come i due versanti di una vallata siamo vicini e diversi, ha sottolineato il sacerdote, ma occorre ricordare che quello dell'unità è un cammino in cordata, non una marcia militare, e che non c'è un passo giusto per compierlo. In valle questo percorso è iniziato in maniera più strutturata già da qualche anno. In continuità col lavoro dei tavoli, quindi una chiesa in cammino verso gli altri, cioè il non essere più dentro, chiuso nella nostra chiesa, nel nostro comfort, ma un'apertura verso gli altri. La vastità, un po' la disgregazione di questo territorio così porta al non comunicare, cioè nel senso magari siamo vicini però non sappiamo che cosa fa uno nell'altro. C'è un po' questa cosa, invece ci stiamo ritrovando che alla fine forse abbiamo tutti delle potenzialità appunto che messe insieme possono dare dei buoni frutti. Facciamo la lezione divina a Borzone con Padre Attilio, poi abbiamo il catechismo che per ognuno poi fa da solo, però abbiamo anche il gruppo giovani che quello invece è interparrocchiale, poi la catechesi per adulti e poi faremo degli incontri in avvento e in quaresima. Un passo nuovo nel cammino di comunione è quello che compie una chiesa che esce. A Borzonasca nascerà un centro dove si potranno incontrare le persone che vogliono un po' collaborare con le varie cose che ci sono già e creare qualcosa di nuovo. Ecco. L'obiettivo è anche quello di estendere all'intero ambito attività di carità che a livello diocesano sono già attive e operanti. Abbiamo il guardaroba sociale a Borgonovo che non è tanto conosciuto. Faremo un invito per chi volesse essere volontario a Casa Bruzzone. Il donarsi, lo spendersi per gli altri è una cosa che ti arricchisce al di là di tutto. Allora non è vero che ci sono tutti questi campanili? No, ci sono, però sono campanili quasi abbandonati. No, però insomma, adesso si cerca di fare, ad esempio, molti incontri li facciamo una volta lo facciamo a Borzonasca, una volta a Bolzone, una volta a Borgonovo, si cerca anche di andare, e vedo che qualcuno magari anche non che di frequente partecipa alla vita parrocchiale, e in questi incontri magari ci trova, ecco. La pastorale giovanile della diocesi di Chiavari propone a tutti i giovani diocesani un modo alternativo di trascorrere la serata del 31 ottobre. Si svolgerà a Sestri Levante con fulcro nella Basilica di Santa Maria di Nazareth e sarà animato da un gruppo di ragazzi della diocesi di Modena. Per la notte del 31 ottobre la pastorale giovanile propone un'idea alternativa per trascorrere quella che è stata definita la notte dei santi. In che modo? Sì, è un'iniziativa che nasce dalla diocesi di Modena e scende sul nostro territorio. Saremo a Sestri Levante la sera del 31, dalle 8:30 in poi, un momento di preghiera itinerante tra la Baia delle Favole, la chiesa di Santa Maria di Nazareth e la Baia del Silenzio, per pregare i santi in questa vigilia della solennità insieme ai giovani. È un'occasione davvero significativa
per poter mettere la nostra vita di fronte a chi ha scelto davvero la parola di Gesù. Sarà un momento di preghiera ma anche un momento animato tra le due baie di Sestri Levante. Come si svolgerà la serata? Sì, la serata è curata appunto dalla pastorale giovanile di Modena, che proporrà un itinerario di preghiera snodando tra la suggestione dei luoghi e i richiami anche dei nomi, per cui il silenzio, la fiaba, il sì di Maria, guidati dal vescovo Erio di Modena, che all'inizio sarà anche salutato dal nostro vescovo. Poi il giorno di tutti i santi questo gruppo di giovani modenesi rimarrà qua in diocesi, con quale programma? Sì, dopo aver pernottato al villaggio del ragazzo, il 1° novembre al mattino faranno la messa nella Basilica dei Fieschi, poi in pullman raggiungeranno Rapallo, prenderanno il battello e faranno un giro nel nostro Tigullio tra Santa Margherita e Portofino, poi al rientro faranno una preghiera conclusiva nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo, dove tra l'altro è stato parroco Monsignor Cesare Boccolleri, che poi è diventato vescovo di Modena. E ora un approfondimento, andiamo sulle notizie dagli esteri, lo facciamo attraverso il sito di nigrizia.it che ci porta in Camerun con un aggiornamento sulla situazione venutasi a creare a seguito delle piogge torrenziali che hanno colpito il paese in queste settimane. 42 i corpi senza vita recuperati sinora nel fango dopo che ieri una frana causata dalla pioggia torrenziale ha spazzato via decine di abitazioni nel Camerun occidentale. L'ultimo conteggio dei morti è stato diffuso ieri sera dalla televisione di Stato, mentre continuano le ricerche dei sopravvissuti con il timore di trovare nel fango altri corpi. Si stima che almeno 120 persone vivano nel quartiere che è stato spazzato via dalle inondazioni. A causa dei cambiamenti climatici quest'anno le forti piogge sono proseguite oltre la fine della normale stagione nell'Africa centrale, causando gravi inondazioni che hanno provocato lo sfollamento di 28.000 persone nella vicina Repubblica Centroafricana, che ha dichiarato lo stato di catastrofe naturale, e in Nigeria, negli stati nord-orientali, con decine di villaggi sommersi. Forti piogge fuori stagione stanno interessando da metà settembre anche il Ghana, dove le inondazioni nella regione di Ashanti hanno provocato la morte di 11 persone. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani e poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti e le notizie sportive. Avvenire titola anti-ONG con Bija, il governo di Tripoli ridà ruolo e fiducia all'ufficiale messo sotto accusa dalle Nazioni Unite, la Libia fa la guerra ai soccorsi umanitari e schiera il trafficante guardiacoste. Si risolve intanto la vicenda dell'Ocean Viking, i 104 a bordo in Italia, Francia e Germania. La fotonotizia invece arriva dal Libano, in Libano la piazza fa cadere il premier, Hariri si dimette per le proteste e gli scontri. Il governo lima la manovra, l'Unione Europea è pronta al via libera, niente aumento della cedolare secca, oggi altro vertice, la legge comunque è già in ritardo. Dopo il caso di Bibbiano si dà spazio invece alle esperienze positive da nord a sud, ecco l'affido che funziona. Gran Bretagna, elezione a dicembre prima della Brexit, quindi neanche a Johnson è riuscito appunto il passaggio tra l'Unione Europea e l'autonomia totale della Gran Bretagna. Rider in cooperativa per contratto e diritto. E poi gli anziani, spese e consumi elevati, un rapporto del Censis dice più ricchi e impegnati, l'Italia paese per nonni. Da Avvenire di oggi invece parliamo di giovani con i testimoni della porta accanto, la solennità di tutti i santi è occasione per riscoprire la comune chiamata e diventare una finestra aperta nel cielo. Tante le esperienze da tutta Italia, ce n'è una in particolare da Modena che arriverà nel Tigullio. La bellezza della vita cristiana, notte dei santi nel Tigullio, la tradizione dei ragazzi delle superiori, 2 giorni di preghiera alla scoperta di un borgo italiano in 300 saranno domani a Sestri Levante per la veglia con l'arcivescovo Erio Castellucci. Veniamo invece al secolo XIX con la fotonotizia di Renzo Piano, così porto in cielo nella Casa dell'Arte di Mosca, una casa d'arte ricavata in una ex centrale elettrica, e poi naturalmente la notizia più importante, quella sulla manovra fiscale, resa nei conti del Movimento 5 Stelle, Di Maio adesso rischia, Orlando basta ultimatum, cedolare secca sugli affitti torna al 10%, accorpate la Tasi e l'IMU.
E ancora dal secolo XIX di oggi, Torre Piloti, udienza shock, contestato l'ammiraglio al processo bis per la strage, sotto accusa Felice Angrisano, ex comandante della Capitaneria di Porto di Genova. Indagine dell'Unione Europea sull'alleanza Fincantieri Est-Ex, proteste italiane, l'azienda siamo in dissenso. E poi sulla prima pagina anche lo spazio allo sport, Poli stende il Cosenza, Lentella torna in zona play-off. Nelle pagine interne del Levante, missioni abbattute sulla linea Green ATP, arrivano i primi bus ibridi della Liguria, ieri la presentazione a Sestri con la sindaca Ghio e altri amministratori, saranno impiegate sulla tratta tra Casarza e Chiavari. E intanto il parco è rinnovato al 10%, il parco mezzi nell'ATP, più passeggeri e più introiti. Il programma prevede anche l'impiego di vetture totalmente elettriche tra Portofino e Rapallo. E terminiamo con Cicania, investito mentre attraversava con il cellulare, il giovane di 22 anni l'altro ieri sera, è ricoverato per ora in gravi condizioni ma sono dunque stabili. Continuano gli accertamenti degli inquirenti sullo smartphone. Secondo i dati dell'Automobile Club d'Italia, 3 incidenti su 4 sono provocati dall'uso del telefonino. Una notizia che riguarda i giovani che non studiano e non lavorano, la troviamo sul nostro sito teleradiopace.com, è una nuova forma di accompagnamento che è stata approvata dalla Giunta regionale Ligure ed è rivolta ai ragazzi sino ai 29 anni di età. Il progetto prevede una partecipazione attiva da parte dei ragazzi che dovranno registrarsi su un portale e scegliere il centro per l'impiego Ligure da cui essere presi in carico. A questo punto viene predisposto un piano di azione individualizzato e da cui si parte con una fase di orientamento, formazione oppure di inserimento lavorativo. Si tratta di una misura europea a cui la Liguria aveva già aderito, ma in questa seconda edizione il bando è stato snellito con l'eliminazione di alcune procedure che non avevano funzionato. Andiamo ora in redazione per vedere quali sono le altre notizie del nostro telegiornale. Per noi oggi Giacomo Rizzi. Grazie Cristina e un saluto a chi ci segue da casa. Nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, Lavagna ha approvato un ordine del giorno che impone al Comune di fornirsi di un codice etico per i dipendenti, in ragione dei fatti che avevano portato allo scioglimento del Comune per mafia e al commissariamento del Comune, appunto. La mozione è stata appunto approvata dalla maggioranza, mentre invece la minoranza aveva appunto provato a imporre una mozione nel quale chiedeva che fosse inserito anche un vincolo per gli ex amministratori di non accettare incarichi per 3 anni presso soggetti privati, beneficiari di decisioni pubbliche. Ma questa mozione non è stata accettata dalla maggioranza. Nel corso del Consiglio è stata approvata anche in maniera unanime una mozione della minoranza emendata dalla maggioranza, con cui si esprime solidarietà al popolo curdo e a tutti i popoli che vivono situazioni di oppressione. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, apriamo ora la pagina sportiva, iniziamo parlando di calcio, di Serie B, torna la vittoria alla Virtus Sentella che ieri sera tra le mura domestiche ha battuto il Cosenza per 1-0. A regalare i 3 punti ai biancocelesti un colpo di testa di Poli a 8 minuti dal 90°. Nel turno infrasettimanale i chiavaresi hanno disputato una buona partita cercando con forza un successo che mancava da metà settembre. In classifica la Virtus Sentella sale al 10° posto a 15 punti. Il prossimo turno sarà sabato alle 18 sul campo della Salernitana. La cronaca di Nicolò Pagliettini. Torna la vittoria Lentella al Comunale, davanti a 1800 spettatori i biancocelesti battono 1-0 il Cosenza, non vinceva da metà settembre la formazione di Roberto Sboscaglia che questa sera ha squalificato, ha fatto guidare la sua formazione dal suo vice Giacomo Filippi. Lentella subito arrembante fin nei primi minuti, la squadra biancoceleste ha avuto diverse occasioni nella prima frazione di gioco. Nel finale, quando la gara sembrava indirizzata sui binari del pareggio, calcio d'angolo di Schenetti, colpo di testa di Poli, un gol da 3 punti, un gol pesantissimo per l'ex capitano del Carpi che si prende così Lentella e torna alla vittoria. Al Comunale Lentella batte Cosenza 1-0. È andata bene perché abbiamo fatto una buona gara, abbiamo fatto gol sul piazzato ed è una cosa fondamentale perché in questa categoria e nel calcio moderno i piazzati sono molto determinanti per gli equilibri di una gara. E poi vorrei sottolineare l'esordio di Bonini che ha fatto un'ottima prestazione, lo stesso Sernicola che non giocava da parecchio, Crialese che è un giocatore affidabilissimo, Settembrino è rientrato, Adorcian ha dato continuità alla buona gara di Ascoli, quindi Poli
ha confermato quello il giocatore che è di completa affidabilità, quindi siamo molto soddisfatti di quello che hanno fatto i ragazzi. L'importante era vincere, in più abbiamo fatto anche una grande prestazione sotto tutti i punti di vista, sapevamo che loro erano una squadra molto tosta da affrontare e niente, alla fine siamo riusciti a fare gol e diciamo che quello è l'importante. Sono contentissimo, al di là del gol, che fa sempre piacere, per la vittoria, perché secondo me nelle ultime 6 partite dove non abbiamo vinto abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo, perché forse solo a Crotone non c'era stata una prestazione degna e anche ad Ascoli meritavamo di più e siamo tornati a casa con 0 punti. Quindi stasera ci siamo un po' rifatti e, come ti ho detto subito, il gol è un di più, fa sempre piacere, sono contento di averlo fatto e di aver dato alla squadra 3 punti. La partita Virtus Entella Cosenza sarà riproposta da Telepace giovedì sera alle 23 su Telepace 1 al canale 15 e su Telepace HD al canale 515, venerdì 1 novembre alle 9, alle 15 e alle 20:30 su Telepace 3 al canale 115. Ottima partenza del nuovo anno sportivo per le atlete della Società Ginnastica Rapallo nel campionato di specialità Gold J1. Alice Olivieri si è laureata campionessa regionale sia al cerchio sia alle clavette. Chiara Franconeri, grazie ad una seconda prova di altissimo livello vinta con l'esercizio al cerchio, è diventata vice campionessa regionale nella categoria J2 e 3 proprio al cerchio ed è salita sul gradino più alto del podio con il nastro. Nel campionato individuale Gold categoria J1 Stefania Patrone è diventata campionessa regionale. La qualificazione per le fasi di zona tecnica viene quindi raggiunta da ben 5 ginnaste: Chiara Franconeri, Alice Olivieri, Matilde Morello, Sofia Rosa e Stefania Patrone. E concludiamo con una lieta notizia che riguarda 2 nostri collaboratori. Mirko Stilla, volontario del comparto tecnico di Teleradio Pace, ha conseguito ieri la laurea triennale in ingegneria elettronica all'Università degli Studi di Genova. Mirko ha conseguito la votazione di 93 su 110 discutendo la tesi dal titolo Studio e applicazione della tecnologia RTK per l'atterraggio di precisione di droni multirotore. Anche Mattia Annovazzi, volontario della redazione sportiva e collaboratore di Teleradio Pace, ha conseguito la laurea triennale in ingegneria civile e ambientale all'Università di Genova. Mattia ha conseguito la votazione di 99 su 110 discutendo la tesi dal titolo Progetto della fognatura bianca e verifica delle condotte fognarie nere nella città di Chiavari. Al dottor Stilla e al dottor Annovazzi vanno naturalmente le felicitazioni da parte di tutto lo staff di Teleradio Pace. Con questa notizia concludiamo il nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.